Un cantiere aperto. Questo sarà a breve la Valle dei Templi di Agrigento, con le archeologhe che riprenderanno il lavoro dopo la pausa estiva nell'area del santuario ellenistico romano nelle vicinanze dell'Agorà. A metà settembre riprenderà la seconda campagna di scavi alla scoperta del teatro ellenistico e poi verrà avviato il progetto che riguarda la fruizione delle insule del quartiere ellenistico romano. Il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, Giuseppe Parello, non perde occasione per esprimere tutta quanta la soddisfazione sul presente e sul futuro che riguarda il parco, un futuro legato ai progetti finanziati e da finanziare a breve. Poi, come dire, la crescita di credibilità a livello internazionale si coniuga anche a una grande capacità di elaborazione progettuale del parco. Con il Piofest abbiamo avuto finanziamenti per 11 milioni di euro, con il programma 14-20 siamo già partiti in anticipo anche rispetto a tante altre strutture. Come avete visto abbiamo già appaltato un finanziamento di quasi 4 milioni di euro per il quartiere ellenistico romano. Abbiamo completato il lavoro di musealizzazione, stiamo lavorando al Tempio Romano con un altro finanziamento di 2 milioni di euro, un altro finanziamento, questo nostro, diciamo, derivante dall'aumento di visitatori che c'è stato nel 2016, per cui 400.000 euro li abbiamo investiti per il secondo scavo del teatro che dovrebbe partire ai giorni. E siamo stati inseriti, aspettiamo solo il materiale decreto di accredito per altri 2 milioni di euro per la prosecuzione dello scavo al teatro all'interno del programma del Patto per il Sud che è stato presentato qua. E devo dire che abbiamo anche, come dire, delle ulteriori aspettative, non so come si realizzeranno. Il Presidente Mattarella, cui abbiamo raccontato un po' la storia, la ricerca e le prospettive e le strategie del parco, ci ha detto che se l'Italia cominciava a dare segni di ripresa e di risveglio avrebbe avuto un'attenzione per Agrigento. Stiamo vedendo che qualche segno c'è, speriamo che si ricordi, come vedremo, lo vedremo che si